È 5 anni che lottiamo, 5 anni che prendono in giro e adesso è l'ora che prendono in mano la situazione e che prendono in mano il nostro quartiere da vivere bene e essere orgogliosi in dove che viviamo. Determinate come sempre, le nonne Coraggio di via Marroncelli a Padova tornano a far sentire la loro voce. Dopo decine e decine di raccomandate scritte alle istituzioni e la lettera a Giorgio Napolitano, è arrivata una risposta dall'ufficio della Presidenza della Repubblica. La sua richiesta è stata sottoposta al Ministero di competenza. Tutto rinviato, ma le nonne Coraggio continuano a battersi per il loro quartiere. Non vogliono che sia abbandonato al degrado e attraverso Rete Veneta lanciano un appello. Siamo molti offesi e indegnati sentire che il nostro quartiere per la televisione che è un ghetto, questo nuovo Emo. Chiedono un quartiere dignitoso, vivibile, chiedono di poter uscire di casa senza aver paura, ora che molto presto verrà aperta la farmacia che tanto volevano. Prima di tutto manca il rispetto, primo. Dopo i genitori che ti puntano la mano così per dirti ai miei figli non si fanno osservazioni, a me mi fanno anche la pipì per le finestre. Di sera, dalle 19 fino alle 7 della mattina, c'è la metamorfosi. Non circola più questa gente che fanno le truffe di giorno agli anziani, ma circola prostitute, spaccio di droga. Riunite nella loro saletta, raccontano di una zona, quella di via Marroncelli, che non è più a dimensione di anziano. Vogliono più controlli delle forze dell'ordine e invitano le istituzioni a venire a vedere com'è la situazione.